Quota 100 avrà un impatto devastante sui tempi della giustizia veneta e l'allarme lanciato dalla Presidente della Corte d'Appello veneziana. Un piano industriale per Venezia metropolitana è stato presentato ieri pomeriggio nel corso dell'Assemblea Generale di Confindustria nell'area di VTP a Venezia. 33 milioni e mezzo di euro per 532 comuni è la cifra sbloccata dal Viminale a favore degli enti locali del Veneto, tra questi c'è anche Venezia. Carnevale e Baby Gang, si è riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto. Dopo le critiche dei consiglieri PD sulla mala distribuzione dei vigili nel territorio e la replica dell'assessore alla sicurezza, invito quei consiglieri a venire con me sul posto. Fermate quel progetto, è dannoso per l'ambiente, un feroce intervento. Il presidente di Federalberghi Veneto scrive al comune di Chioggia. Si è tenuta a Venezia l'Assemblea Nazionale delle Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda. A fare gli onori di casa l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Buonasera, bentrovati in diretta con l'informazione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli, pensione anticipata in apertura con la cosiddetta quota 100. Il decreto legge approvato lo scorso 17 gennaio avrà un impatto devastante sui tempi della giustizia veneta. Questo l'allarme è lanciato dalla Presidente della Corte d'Appello di Venezia. Allora vediamo tutti i particolari nel nostro primo servizio. Giustizia veneta a rischio paralisi per la carenza di personale amministrativo. La situazione, già critica, sarà resa addirittura emergenziale dall'introduzione del nuovo regime pensionistico noto come quota 100. A denunciare il problema la Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Marini, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. È devastante anche perché il problema è che non ci sono gli strumenti giuridici per sostituire in tempi rapidi o comunque immediati, come richiede la funzionalità dei nostri uffici, queste persone che se ne vanno in pensione. Perché bisognerebbe attivare concorsi per certe qualifiche professionali e per attivare concorsi ci vuole almeno 1 anno e mezzo e noi non possiamo attendere. La pianta organica del nostro personale amministrativo prevede 112 posti, informa la Presidente, ed è un fabbisogno già sottostimato rispetto alle reali necessità. Attualmente i nostri dipendenti sono solo 88, 12 di loro andranno in pensione con quota 100. Un intervento dell'amministrazione centrale è quindi indispensabile. A Roma chiediamo attenzione per il nostro distretto, come ci è stato promesso, e soprattutto un'attenzione che si traduca in una risoluzione definitiva della marginalità del nostro distretto rispetto ad altri. Negli ultimi anni, le fa eco il procuratore generale Antonio Mura, abbiamo attuato tutte le soluzioni organizzative possibili per migliorare la produttività del nostro personale amministrativo. In assenza di ulteriori risorse, ottimizzare non è più possibile. Lo sforzo mio e del procuratore generale è quello di far comprendere la peculiarità del nostro distretto in un'Italia che chiede, perché tutti gli uffici giudiziari chiedono. Noi chiediamo di essere pareggiati agli altri. Restiamo a Venezia ma cambiamo argomento con il piano industriale per Venezia metropolitana, quello presentato ieri pomeriggio nel corso dell'Assemblea Generale di Confindustria alla Marittima. Allora vediamo tutti i particolari. L'area metropolitana tra Venezia e Rovigo rischia di essere tagliata fuori dalle nuove rotte commerciali che la Via della Seta e i traffici tra nord e sud, ovest ed est Europa stanno mettendo in moto. E ad oggi dei 6 corridoi europei delle merci, solo uno tocca il porto di Venezia. Da qui parte l'idea di un piano industriale, illustrato dal presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese all'Assemblea Generale annuale degli imprenditori, nella sede di VTP alla Marittima di Venezia. Noi lanciamo un piano industriale perché di fatto rispecchia quello che sono state le chiavi di sviluppo di tanti paesi sia nel mondo che in Europa. Prendiamo come caso la Polonia. Il trattato 20 anni fa è stato istituito un trattato europeo che prevede che vengano insediate all'interno dei Paesi membri delle zone economiche speciali. Cosa vuol dire zone economiche speciali? Vuol dire zone in cui ci sono degli incentivi fiscali. Ma perché tra le tante Venezia dovrebbe avere questa possibilità?
perché il trattato europeo da una parte ha identificato le aree che industrialmente erano meno evolute e pertanto i comuni li ha stabiliti l'Europa e non li abbiamo certo stabiliti noi, e dall'altra parte perché abbiamo circa 385 ettari censiti tra Venezia e Rovigo, di aree già con destinazione industriale, abbandonati e inutilizzati, e perciò ci siamo posti il problema di come riutilizzarli. Un diritto che spetta alla laguna, sottolinea il primo cittadino. È un diritto di Venezia di mettersi in moto, è un diritto di veneziani, e intendo ovviamente veneziani metropolitani, quello di avere un lavoro e avere un futuro per i giovani. È un nostro diritto e credo che ci verrà riconosciuto da tutti, dall'Europa, dall'Italia, dal mondo. Cioè, è stato sempre riconosciuto nella storia, ce lo siamo guadagnato perché abbiamo combattuto con le idee, col coraggio. Credo proprio di sì, io sono convinto di sì, i numeri lo stanno già dimostrando, ci sono già grandi investimenti che sono messi in moto, altri ne arriveranno, altri stanno alla finestra per capire quello che stiamo facendo. E adesso parliamo dei soldi che sono stati stanziati dal Viminale per il Veneto, 33 milioni e mezzo, dicevamo in apertura di telegiornale, per 532 comuni. Questa è la quota dello stanziamento governativo sbloccato, come si diceva, dal Viminale. A Venezia arriveranno 2,8 milioni. In totale i benefici ricadranno su una popolazione di 2 milioni, di quasi 3 milioni di cittadini veneti. E adesso torniamo a Venezia parlando del carnevale oramai alle porte, ma carnevale legato anche alle baby gang, perché si è riunito questa mattina in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto. Allora facciamo il punto nel prossimo servizio. Anche quest'anno, in occasione del Carnevale 2019, che prenderà avvio il prossimo 16 febbraio, saranno impiegati militari delle Forze Armate per i servizi di vigilanza ai siti e agli obiettivi sensibili, replicando le misure di sicurezza adottate negli ultimi anni per rendere sicuri i grandi eventi lagunari. Si è riunito infatti in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto, per un primo esame del dispositivo da mettere in atto nelle prossime manifestazioni, quando prenderà il via la kermesse lagunare. Lo scopo è quello di confermare quanto di buono fatto in materia di safety security nel corso degli anni scorsi, potenziandolo e migliorandolo sulla base dell'esperienza passata. Non solo, durante il tavolo è stata anche condivisa la necessità di approcciare il problema delle bande giovanili in modo più complesso e articolato, puntando sull'aspetto strettamente educativo, per cui risulta indispensabile il coinvolgimento dei comuni, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie dei giovani stessi, senza prescindere dalle attività sul piano info-investigativo già messe in atto dalle forze di polizia con il coordinamento della competente autorità giudiziaria. E adesso una notizia riguardante ancora la sicurezza, ma sul lavoro, con un gravissimo infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di oggi in un'azienda di Longarone. A rimanere gravemente ferito un 36enne originario di Venezia ma residente a Pieve di Cadore, rimasto incastrato con il braccio destro in una pressa durante le operazioni di manutenzione di un macchinario per la fabbricazione delle lenti per occhiali. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal. E dopo le critiche dei consiglieri PD sulla mala distribuzione, a loro dire, dei vigili nel territorio veneziano, immediata, come era da aspettarsi, la replica dell'assessore alla sicurezza Giorgio Deste. Invito quei consiglieri, dice, a venire con me sui posti. Vediamo allora. All'indomani delle critiche da parte dei consiglieri comunali del PD, l'assessore alla sicurezza risponde spiegando come i nuovi agenti della polizia municipale entrati in servizio siano in realtà perfettamente distribuiti anche nelle periferie, al contrario di quanto invece segnalato da alcuni membri dell'opposizione. Mi spiace, devo dissentire, ma soprattutto perché con l'ultimo inserimento dei nuovi mezzi, quindi 13 nuove auto, è partito un servizio dedicato proprio per la copertura di tutti i quartieri, quindi ogni sera abbiamo 13 pattuglie che girano in maniera dedicata nei vari quartieri. Questo io lo vedo costantemente perché sono sempre operativo sul campo, e quello che posso dire al Partito Democratico: venga a farci un giro, venga anche con me e andiamo a vedere come funziona.
situazione. E mentre da una parte l'assessore invita i suoi oppositori a toccare con mano quanto detto, dall'altra rassicura i cittadini. Nessuna zona scoperta, certo non possiamo essere in qualsiasi momento in ogni dove, però noi ci siamo e così come ci siamo con la presenza delle pattuglie, ci siamo con un servizio dedicato, come è noto ai più, H24, 7 su 7 con la nostra centrale operativa. Adesso andiamo a Spinea, città in lutto oggi per la morte di Mattia Rossato, scomparso a causa di un melanoma nel giorno del suo 28° compleanno. Una malattia che il ragazzo, che appunto abitava a Spinea insieme alla famiglia, combatteva da 3 anni. Dopo il diploma al liceo Majorana di Mirano si era laureato all'Università di Padova in tecnologie forestali e ambientali. La sua tesi sulla gestione delle risorse forestali in Veneto è stata pubblicata anche dal Comitato Difesa Ambiente di Spinea. Quest'anno lo avevo iscritto alla specialistica, ma poi non se l'è più sentita, racconta così il papà. Mattia è sempre stato un ragazzo brillante, attivo, aiutava tutti, aveva fatto il Grest, giocato a basket, una persona socievole, così veniva descritto Mattia da tutti i suoi amici, oltre che dai suoi familiari. Adesso con il prossimo servizio andiamo a Chioggia, dove arriva la protesta con l'allarme di Federalberghi, del presidente di Federalberghi. Vediamo perché nel prossimo servizio. Si chiama V-Gate. Nell'idea dei suoi sostenitori è un'occasione economica, un porto di interscambio commerciale da 25.000 container. In quella degli operatori turistici un progetto che rischia di schiantarsi con la violenza di un meteorite davanti alle spiagge di Sottomarina e Isola Verde. A lanciare l'allarme con una lettera indirizzata alla Giunta e al Consiglio Comunale di Chioggia sono gli albergatori del litorale, gli operatori degli stabilimenti balneari, dei campeggi e del commercio. Al loro fianco si schiera Federalberghi, che chiede all'amministrazione di fare tutto quanto in suo potere per fermare l'opera. È ora di finirla. Io credo che in un paese civile si debba considerare il tipo di economia che insiste su un territorio. Non si può pensare di voler avere il turismo, la città d'arte, le bellezze architettoniche e di fianco fare cose che possono essere, io non sono un antimodernista, vanno fatte in altri luoghi. Vi sono luoghi dove l'economia turistica e quella industriale possono convivere senza problemi, argomenta il presidente regionale degli albergatori Marco Michielli, ma tra questi non vi sono sicuramente Chioggia e il suo litorale. L'intelligenza porta a pensare che lo sviluppo economico non va assolutamente fermato, va opportunamente indirizzato. Nel Veneto abbiamo un sacco di posti dove insediamenti industriali portano ricchezza senza andare ad intaccare quella che è la ricchezza sulla quale si basa l'economia attuale di quei posti. Adesso ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario e poi ancora insieme per parlare di donne imprenditrici. Ben ritrovati in diretta con l'informazione veneziana dei nostri notiziari. Prima di parlare delle donne imprenditrici, come anticipato poco fa, torniamo a parlare della montagna ferita dal maltempo, perché da questa mattina quasi tutti i sindaci delle zone coinvolte nel tornado di fine ottobre scorso hanno più poteri nell'azione di bonifica dei boschi atterrati. A conferirli il commissario straordinario, governatore del Veneto Luca Zaia, anche come risposta alle critiche di inefficienza nell'emergenza. E adesso parliamo appunto delle donne imprenditrici, perché questa mattina si è tenuta a Venezia l'Assemblea Nazionale delle Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda. A fare gli onori di casa l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzano. Vediamo. Le donne dirigenti, le donne imprenditrici, le donne manager si dimostra, noi l'abbiamo dimostrato con dei dati, che quando guidano un'azienda, quell'azienda ha performance molto buone, alle volte migliori per certi aspetti, falliscono meno, hanno meno conflitti interni. I dati arrivano da una recente ricerca curata dalla consigliera di parità del Veneto. Le imprese in rosa nella nostra regione sono 60.134, pari al 24,2% del totale. In Veneto una donna su 3 è laureata, mentre il rapporto scende a 1 su 4 per i maschi.
Nonostante questo, le donne faticano a fare carriera più degli uomini e scontano stipendi inferiori a parità di ruolo. Il tema è stato al centro della discussione dell'Assemblea nazionale di AIDA, l'associazione delle imprenditrici e dirigenti d'azienda ospitata nelle scorse ore a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. L'entusiasmo che noi possiamo mettere, l'efficienza, il senso di responsabilità e a volte anche l'eleganza che riusciamo a mettere in queste nostre attività può aprirci molte strade. Io sono convinta che le quote rosa ci sono, però possono essere veramente bypassate con la nostra forza di volontà, che è veramente molto molto forte. E adesso il servizio sulla montagna ferita con i nuovi poteri conferiti ai sindaci delle zone coinvolte dal tornado, dal commissario straordinario sulle emergenze a maltempo, nonché governatore del Veneto, Luca Zaia. Vediamo. Montagna veneta disastrata, da oggi la palla passa ai sindaci, perché la Regione non ci sta a subire critiche infondate sull'operato dell'emergenza tornado, in particolare da diversi primi cittadini della comunità montana gordina, che lamentano di essere stati lasciati soli. La risposta è arrivata oggi a Belluno, direttamente dal responsabile delegato della Regione, come soggetto attuatore di tutte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi colpiti. Non è assolutamente vero, perché comunque sono nel territorio bellunese, in particolare in quel territorio 2 volte alla settimana, incontro periodicamente i sindaci e la comunità montana. Infatti non mi spiego, diciamo così, questa uscita. Un conto è incontrarli, un conto è cominciare a fare le cose, però. Sì, infatti probabilmente a qualcuno è sfuggito che le stiamo facendo e forse è sfuggito un po' alla Gordino. Ma la Regione va oltre, rispondendo alle critiche con gli incarichi. Così da questa mattina, con un'ordinanza firmata dal governatore e commissario all'emergenza montana Luca Zaia, i primi cittadini coinvolti sono diventati a loro volta soggetti attuatori nei loro territori. Siccome le foreste non si ricreano con le polemiche, ha commentato il governatore Zaia, ho pensato di dare anche ad altri sindaci quei poteri che consentiranno loro di affrontare direttamente le problematiche dei loro territori. In pratica dovranno provvedere alla rimozione degli alberi abbattuti, qualunque sia la proprietà, dalle regole, comunale o privata. La necessità è pulire. Pulire significa togliere gli alberi schiantati dal bosco. Se non lo fai tu, ci sarà un tempo in cui non potrai più farlo perché qualcuno si sostituirà a te e non si pensi che si sostituirà a te per darti i soldi che avresti dovuto prendere tu, ma lo farà e userà i soldi eventualmente che arriveranno per pulire quello che tu non hai pulito. E questo per evitare il diffondersi di infezioni nei boschi. Perché comunque c'è un'emergenza, perché comunque il bostrico, che è diciamo così il pericolo più importante, nel 2020 potrà scoppiare e poi nel 2021 invadere proprio i nostri boschi, che significa intaccare le piante che sono sane. Interventi che sempre da oggi saranno possibili seguendo le indicazioni elaborate dall'ARPAV, che mettono in sicurezza operatori e territori da slavine e altri smottamenti. Con gli incarichi il governatore vuole evitare ogni polemica, ma resta chiaro il messaggio dalla Regione a chi l'accusa di inefficienza nell'emergenza. Prima di dire certe cose bisogna anche parlare tecnicamente dove si possono fare le cose. E continuiamo a parlare del meteo per stavolta sapere quali saranno le previsioni per questo fine settimana, come sempre con il nostro esperto meteo, il generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone che ci ha protetto sino ad ora si ritira gradualmente sull'Atlantico e ne approfitta subito una depressione, un vortice col centro sul nord Europa. Il vortice, come sapete, produce sistemi perturbati che scorrendo verso sud nei prossimi giorni interesseranno le nostre zone. Però c'è da dire con più precisione che questi sistemi perturbati daranno effetti anche intensi ancora una volta sulle regioni nord-occidentali, sul centro-sud e solo marginalmente su di noi, oltre che sulle Alpi. Quindi prevediamo per questo fine settimana, per domani ancora un cielo sereno, poco nuvoloso, una velatura del cielo nelle prime ore. Per domenica invece ecco, un sistema perturbato sarà un po' più insistente e tenderà a portare degli annuvolamenti che poi a fine giornata potranno essere più intensi e associati a qualche isolata precipitazione, nulla più, che scorrerà peraltro veloce e poi già da martedì, ecco lunedì in giornata, avremo di nuovo qualche giorno di tempo stabile. I venti saranno deboli di direzione variabile, ma c'è una componente poi tendente al nord, quindi di aria anche fresca, ma siamo nel periodo giusto.
E le temperature per domani mattina ancora piuttosto basse, perché la notte si prospetta serena, quindi il terreno perde molto calore, e abbiamo previsioni di 3-4 gradi, forse qualcosa in più localmente, sotto zero. Le massime purtroppo domani cresceranno ancora un po', quindi sui 6-7 gradi, poi a giorni a seguire con cielo nuvoloso avremo delle massime anche piuttosto basse, quindi non andranno forse oltre i 5 gradi. È tutto. Adesso l'appuntamento con la nostra programmazione. Stasera alle 21:15 torna 40, il viaggio nell'archivio storico della nostra emittente, e tra i tanti ricordi scopriremo che la voglia di autonomia c'era oltre 30 anni fa nel Veneto e nella Marca. Allora guardiamo insieme questo servizio datato 1986. Un sostantivo rafforzato da un aggettivo che gli conferisce un preciso significato. Locale significa sul territorio e quindi con un proprio livello di governo stabilito istituzionalmente. Negli ultimi tempi gli enti locali rivendicano spesso il loro ruolo nei confronti del governo, lo fanno sempre maggiormente nelle loro riunioni. C'è una parola in particolare che ricorre: perequazione. Perequare significa ripartire equamente, e sulla ripartizione delle risorse finanziarie che andrebbero trasferite dallo Stato ai comuni il Veneto non ha risolto i propri problemi. Ma è proprio la nostra regione che cerca di lanciare un messaggio in favore di una nuova cultura delle autonomie locali. È questo infatti il tema della sesta assemblea congressuale dei comuni e delle ULSS della nostra regione, indetta da Antonio Mazzarolli, presidente veneto dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Che cosa chiederà l'ANCI venerdì e sabato nell'assemblea di Rovigo? Chiederà agli amministratori locali un impegno, una forte autonomia di comuni ed enti locali per garantire libertà, partecipazione, solidarietà, progresso. Sono parole dello stesso Mazzarolli. Ma non basta. I comuni intendono assicurare autonomia e sviluppo allo Stato, che insieme con le province e le regioni concorrono a formare. Per venerdì è prevista la presenza del presidente dell'ANCI, senatore Triglia, con immagini di repertorio con il presidente del Consiglio Craxi. Circa gli interventi, oltre a quello dello stesso Mazzarolli, si attendono quelli dei rappresentanti del governo, i sottosegretari Pavani e Fracanzani, della regione, presidenti di giunta e consiglio del Veneto Bernini e Guidolin, e delle associazioni che raggruppano le province e le comunità montane. Si attende in definitiva un confronto che consolidi la realtà autonomia locale e le dia la dimensione che per lei prevede lo stesso quadro istituzionale della Repubblica. In occasione dei lavori si procederà anche al rinnovo del Consiglio regionale dell'ANCI. Ancora un appuntamento con la nostra programmazione, vi ricordo a breve 20:10 con ospiti in studio il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Alessandro Manera della Lega. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci salutiamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso nel corso della giornata su tutte le province. Non si escludono nevicate in quota sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi, massime intorno ai 2 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo più nubi sui settori montuosi, altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore la nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -5 e -3 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i 0 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.